Torna a salire il contagio in Calabria, in un giorno 335 nuovi casi e 7 decessi. La Calabria per l'Istituto Superiore di Sanità è ancora a rischio alto. Parla un medico della task force dell'ASP di Cosenza. Io contagiato dal virus, un'esperienza terribile, gli interminabili giorni in ospedale e la paura di non farcela. I laboratori di Cosenza e Rossano trasmettono i risultati dei tamponi effettuati in forma cartacea, non vi è alcuna piattaforma informatizzata capace di restituire il dato in tempo reale. Il presidente facente funzione della Calabria, Nino Spirlì, critica il DPCM varato dal governo, penalizza la Calabria e un provvedimento piovuto dal cielo. Timori per il possibile aumento di infarti e tumori in Calabria, lancia l'allarme il professor Ciro Indolfi. I mancati controlli proiettano una situazione preoccupante. A Rende si tornerà a scuola in presenza il 9 dicembre dopo l'incontro del sindaco con i dirigenti scolastici, ma i genitori degli alunni protestano, si poteva aspettare il 7 gennaio. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque in apertura di questa edizione del nostro TG il punto, gli aggiornamenti sui contagi che tornano a salire in Calabria. In 24 ore registrati 335 nuovi casi e 7 decessi. Torna a salire il contagio in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono 335 nuovi positivi. In un giorno sono stati effettuati 2.921 tamponi. La Regione informa inoltre che è stato ricalcolato il dato di ieri, passato da 280 a 294. Cosenza e Reggio sono le aree dove si registrano più contagi. Nel dettaglio, i casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 130, Catanzaro 18, Crotone 42, Vibo Valentia 12 e Reggio Calabria 133. 390 i ricoveri in reparto, mentre sale a 34 il numero dei ricoveri in terapia intensiva. Sono 7 i pazienti deceduti nelle ultime 24 ore, per un totale di 329 vittime dall'inizio della pandemia. E la Calabria è considerata ancora ad alto rischio di trasmissione. La nostra regione rimane in zona arancione. Intanto il commissario alla sanità Longo ha varato il piano territoriale per l'emergenza Covid. La Calabria è ancora a rischio alto di trasmissione di SARS-CoV-2, emerge dal monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. L'RT, l'indice di trasmissibilità nella nostra regione, è di poco inferiore a 1, ma resta la difficoltà nel tracciamento. La Calabria rimane in zona arancione. Intanto il commissario alla sanità Guido Longo ha varato il piano territoriale per l'emergenza Covid. Il primo obiettivo è l'aumento dei tamponi per individuare i positivi e bloccare la diffusione del contagio. Il programma operativo per fronteggiare l'emergenza coronavirus è stato inviato a Roma. I Ministeri della Salute e dell'Economia dovranno validarlo per renderlo esecutivo. Parla un medico della task force dell'ASP di Cosenza, contagiato dal virus, ci racconta la sua terribile esperienza. Antonello Scalzo è un medico della task force dell'ASP di Cosenza. Anche lui è stato contagiato dal virus. Ci racconta la sua terribile esperienza. È stato un fulmine al ciel sereno, anche se un grande lavoro mio personale, ma di tutto il gruppo della Medicina Legale e degli altri che lavorano da mesi in questa attività. E ovviamente non ho idea di come abbia potuto farla, ma attività, tampone, strutture, eccetera, sicuramente durante questo genere di attività. Il guaio è che questo virus non ti dà evidenza. Nel giro di 3 giorni, senza neanche un colpo di tosse, mi sono ritrovato con oltre il 70% dei polmoni interessati dalla polmonite, e devo ringraziare tutti coloro i quali mi hanno avuto in cura sostanzialmente presso la rianimazione di Cosenza, un gruppo di angeli, tutti gli operatori, dai medici diretti da Pasqua, i colleghi, gli infermieri, gli OSS, sono meravigliosi, fanno un lavoro incredibile. Ricorda gli interminabili giorni in ospedale e la paura di non farcela. Per i primi 8 giorni con cui sono stato con il casco a respirare incessantemente, mi sono trovato, diciamo, vicino alla dipartita, per cui diciamo, è difficile descrivere quali emozioni, ma è stata veramente un'esperienza terribile e che mi auguro che nessun altro possa provare, ma purtroppo insomma, i decessi che vediamo dicono che bisogna fare presto, bisogna fare in tempo, bisogna potenziare i servizi,
bisogna che la gente stia attenta, bisogna che si viva perché è giusto vivere, si compri, si esca, ma con un'attenzione che è un virus che può non darti scampo. Io in questo momento sono negativo al tampone, ma altri mantengono la positività e hanno bisogno di assistenza. Quindi uno sforzo anche da parte del nuovo commissario e di quanti hanno responsabilità a fare presto e bene. Ai conti si penserà dopo, oggi bisogna salvare vite umane. Al momento l'ASP di Cosenza non ha tamponi in attesa di essere processati. Con la recente apertura del laboratorio di Rossano e il supporto dell'ospedale da campo dell'Esercito Italiano, che comprende anche la strumentazione per processare i tamponi, non si registra più alcun ritardo nell'elaborazione dei risultati e dei referti. Operatori con lo scafandro e auto in fila al drive-in di Via degli Stadi a Cosenza, dove questa mattina sono stati effettuati 80 tamponi. Proviamo a seguirne il percorso, dove saranno processati. Possiamo inviare 100 tamponi quotidianamente all'Università Magna Grecia, al laboratorio dell'Università Magna Grecia. Il sabato 300. 160 tamponi quotidianamente al laboratorio campale dell'ospedale da campo dell'Esercito Italiano. 250 tamponi vengono inviati quotidianamente al laboratorio dell'Annunziata, esclusa questa quota i tamponi che vengono accettati comunque in emergenza, e 250 tamponi vengono inviati al laboratorio di virologia di Rossano. 4 laboratori diversi e distanti l'uno dall'altro. La tracciabilità è a rischio? La tracciabilità del tampone è stata ulteriormente riqualificata anche grazie alla centralizzazione sull'ex laboratorio di biologia molecolare di Aprigliano. L'ASP nell'emergenza ha pensato di rivolgersi ai privati, ma la procedura si è fermata. La strategia della direzione dell'azienda sanitaria provinciale è stata semplicemente quella di crearsi un paracadute, cioè di chiedere se sul territorio in caso di emergenza ci fosse qualcuno in grado di darci una mano. Noi abbiamo acquisito la disponibilità di 3 società, punto. Cioè, la cosa ovviamente non è andata avanti. La seconda ondata, preannunciata dagli stessi medici dell'ASP, perché ha colto impreparato il sistema? Noi siamo partiti con un unico laboratorio a disposizione, che è il laboratorio dell'azienda ospedaliera. Lei saprà che è la Regione che individua i laboratori e autorizza i laboratori in grado di processare i tamponi molecolari per il Covid. I laboratori di Cosenza e Rossano trasmettono i risultati dei tamponi effettuati in forma cartacea, non c'è alcuna piattaforma informatizzata capace di restituire il dato in tempo reale. Eseguire i tamponi, processarli, raccogliere i dati, comunicarli e dare il via al tracciamento dei contatti. Operazioni complesse e strettamente connesse nell'attività di contrasto al contagio da Covid-19. Nella sede dell'ASP di Cosenza confluiscono i numeri provenienti dai laboratori che eseguono i circa 1000 tamponi quotidiani relativi al territorio provinciale e qui vengono catalogati e smistati con non poche difficoltà. Ogni giorno è attivo un flusso che va dalle aziende sanitarie alla Regione e dalla Regione poi alla Protezione Civile che documenta i casi di Covid che si sono verificati nelle ultime 24 ore, compresi deceduti o anche guariti, ricoverati o a domicilio. Quindi. La diagnosi viene fatta con test molecolare su tampone nasofaringeo e i laboratori inviano il risultato dei test che hanno effettuato sempre nelle ultime 24 ore. Alcuni laboratori inviano il risultato su formato elettronico, in formato elettronico, altri purtroppo ci inviano i referti cartacei. Questo significa che noi dobbiamo trasferire su formato elettronico i dati riportati nel cartaceo, che sono nome, cognome e data di nascita, e dobbiamo poi, nel caso dei positivi, verificare le residenze o i domicili, quindi questo attraverso la consultazione di banche dati di cui noi disponiamo,
E chiaramente questo allunga i tempi. Il Mater Domini di Catanzaro, che processa quasi un centinaio di tamponi cosentini, e quello presente nell'ospedale da campo forniscono i dati in forma digitale, rendendo il compito dell'ASP più agevole. I referti che vengono inviati dal laboratorio chiaramente non dicono se è un caso, se è una prima diagnosi o no, anche perché non essendoci una condivisione di tutti gli esiti a livello regionale, il laboratorio di Cosenza magari non ha l'informazione se il caso è stato già processato dall'altro laboratorio, per cui noi abbiamo, diciamo, questo onere per supplire alla carenza, diciamo, della piattaforma regionale, di verificare nel nostro database se il caso è nuovo oppure se è un caso già noto. Se qualche mese fa, con un numero relativamente basso di contagi, si riusciva a tenere sotto controllo la situazione, adesso è impellente la creazione di una piattaforma regionale per la condivisione dei dati. Ci stanno lavorando su questa cosa i tecnici, auspichiamo che avvenga il prima possibile, perché questo ci darebbe intanto un impiego di risorse più appropriato, diciamo, per altre attività, e soprattutto avremmo una tempestività maggiore nell'informazione. La situazione nell'area dello Ionio Cosentino, anche qui contagi in aumento. Nell'area ionica cosentina la situazione è in evoluzione. Numerosi casi di coronavirus registrati nelle ultime settimane, casi che l'ASP sta cercando di circoscrivere. Sono casi di cui in parte avevamo conoscenza, perché erano dei tamponi antigenici positivi già in quarantena che ovviamente noi andiamo a verificare successivamente e che troviamo poi come casi a tutti gli effetti al tampone molecolare. Quindi erano situazioni più o meno conosciute. Certo che nelle ultime 2 settimane il numero dei casi è cresciuto considerevolmente e siamo arrivati nello Ionio a più o meno 500 casi. Stiamo perciò cercando di circoscrivere i vari focolai e grazie anche al supporto che ci è stato fornito di nuovo personale abbiamo ricominciato a tracciare i casi per delimitarli e per isolarli. Speriamo quindi che nei prossimi giorni riusciremo a avere dei buoni risultati. L'attività nostra è supportata dal laboratorio di Rossano, che continua incessantemente a fornirci i risultati dei tamponi, tanto che nella giornata odierna hanno praticamente azzerato l'arretrato e quindi aspettano i tamponi odierni per poterli processare, e quindi si stanno diminuendo anche i tempi per fornire le risposte, anche se tutto questo, devo dire, contrasta un po' col fatto che poi esistono tutta una serie di attività manuali successivi alla refertazione che fanno perdere del tempo, ma speriamo che in futuro possiamo migliorare le attività. Il presidente facente funzione della Regione Nino Spirlì critica il DPCM varato dal governo, penalizza la Calabria, dice. Sentiamo. Le limitazioni disposte con il nuovo DPCM per il periodo delle festività natalizie non piacciono al presidente facente funzione della Regione Calabria Nino Spirlì. Ancora una volta, sottolinea Spirlì, il governo decide senza ascoltare prima la voce delle regioni. L'ennesimo DPCM che scende dall'alto, chiudere il Natale, chiudere peraltro 3 giorni specifici, 25, 26 e 1 di gennaio, chiuderli proprio anche alla possibilità della piccola condivisione familiare, chiudendo ogni paese come se fosse uno Stato a sé e impedendo anche la riunione dei genitori con i figli, ma io parlo di genitori anziani per esempio, che magari in uno dei nostri comuni della Calabria possono abitare a 2 km, a 5 km dalla casa del figlio più vicino, significa volere il male delle famiglie e questo noi non lo possiamo consentire. È una decisione impopolare, ma soprattutto è una decisione cinica che non poggia veramente su nessuna base scientifica. Mi devono spiegare che cosa significa chiudere in giorni specifici e lasciare poi magari disponibile aperto negli altri.
Peraltro, oltre al danno che si fa alle famiglie, c'è un danno grave che si fa alle imprese, perché nei nostri piccoli comuni ci sono tante attività, piccole attività di ristorazione che vivono magari della clientela dei paesi vicini. Queste decisioni insensate il governo le prende da solo e si assume la responsabilità. E a causa dell'emergenza Covid sono sospesi i check-up per le altre patologie, quindi ci sono timori per il possibile aumento di infarti e tumori. L'allarme è lanciato dal professor Ciro Indolfi. Sentiamo. Sono 322 le vittime di Covid fino ad ora nella nostra regione, un dato purtroppo destinato a salire, almeno fino a quando in Italia non arriveranno le prime dosi di vaccino. Ma non si muore purtroppo solo di coronavirus, ci sono altre malattie che, se curate in ritardo, possono diventare fatali, come ci spiega il dottor Ciro Indolfi, direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia dell'UMG di Catanzaro. Abbiamo effettuato un'indagine nazionale e abbiamo visto che durante il periodo Covid il 50% dei pazienti con infarto non si è ricoverata. Perché non sono andati in ospedale questi pazienti? Sostanzialmente perché avevano paura di rimanere contagiati, cosa che è successo nella fase iniziale. A Bergamo i medici, il personale sanitario, la commissione tra pazienti Covid e non Covid in realtà ha creato un moltiplicatore di infezioni. E questo è stata la causa, come dicevo, del fatto che i pazienti non sono andati in ospedale, sono rimasti a casa, e la mortalità per infarto durante la pandemia è aumentata di 3 volte, quindi abbiamo avuto un aumento di morti non Covid. Lo scenario per questi mancati controlli, ci spiega Indolfi, sarà devastante in seguito. Provocherà negli anni successivi una mortalità molto più alta, quindi ci aspettiamo che nei prossimi anni noi pagheremo non solo le conseguenze dell'infezione, ma pagheremo anche le conseguenze per le malattie non legate al Covid. E la cardiologia è un esempio. Ma i problemi cardiaci non sono l'unica causa di morte, soprattutto nel periodo del lockdown. Ci sono anche le malattie oncologiche, come testimonia una paziente che non ha voluto mostrare la sua identità, ma che ha scritto una lettera per denunciare la sua situazione. Io personalmente, purtroppo, a marzo 2019 dovevo essere sottoposta ad un intervento al cuore, ma poi rinviato a causa dell'emergenza. Così a marzo 2020, sempre a causa dell'emergenza sanitaria, ho dovuto rimandare un controllo di routine al seno, che ha portato alla degenerazione della mia patologia, che, se diagnosticata per tempo, non avrebbe avuto la ripercussione presente oggi, ossia scoprire in seguito di essere affetta da carcinoma invasivo. Purtroppo sempre a causa, e sottolineo sempre a causa dell'emergenza e della mancanza di organizzazione sanitaria, molto spesso mi trovo costretta a fare delle file interminabili al pronto soccorso, con il rischio di essere sottoposta a rischi pandemici per la mia condizione fisica, purtroppo che potrebbe essere degenerativa ed aggravare la mia condizione di salute. Quindi chiedo a chi è di competenza di far sì che le persone come me, affette da carcinoma o di altre patologie gravi, al di là del carcinoma, possano avere le cure necessarie senza dover essere sottoposte a questo grande rischio. A Rende si tornerà a scuola in presenza il 9 dicembre dopo l'incontro del sindaco con i dirigenti scolastici. A Rende gli alunni torneranno a scuola il 9 dicembre, la decisione del sindaco Manna, nonostante la lettera di alcuni genitori che chiedono di posticipare al 7 gennaio le lezioni in presenza. Abbiamo deciso di affrontare questo tema con tutti i soggetti che possono contribuire a una valutazione. Io parto da un dato però, noi siamo stati dichiarati zona arancione. Le regole nazionali ovviamente vanno seguite e le regole nazionali ti dicono che le scuole devono essere aperte
quelle ovviamente le primarie, infanzia e quant'altro, tranne se non ci sono situazioni particolari. Ho contattato l'ASP nella persona del dottor Marino e mi è stato comunicato 2 giorni fa che per quanto riguarda il parere dell'ASP la scuola deve aprire, non ci sono motivi perché non apra. Ho fatto ho tenuto un incontro alla presenza di dirigenti anche del nostro come dire, gruppo di lavoro che si occupa appunto del Covid, dell'emergenza Covid e quant'altro, e anche lì con le dirigenti loro mi hanno comunicato che possono assolutamente aprire. Questi sono i dati. Ma possiamo fare una valutazione diversa? Beh, io devo dire, sulla base di questi elementi è difficile fare una ordinanza di chiusura. Dopo i violenti nubifragi a Crotone sulla fascia ionica cosentina, avviato il tavolo tecnico tra i sindaci e l'assessore regionale Catalfamo. Avviato il tavolo tecnico tra l'assessore regionale alle infrastrutture Domenica Catalfamo e i sindaci dei comuni della fascia ionica delle province di Crotone e Cosenza colpiti dall'ultima alluvione, in funzione della gestione delle attività procedurali connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza. Come da impegno che abbiamo assunto con tutta la giunta regionale nel momento in cui siamo andati 2 giorni, a distanza di 2 giorni dall'evento, siamo stati ospitati al comune di Crotone, avevamo preso questo impegno che avremmo avviato un tavolo di confronto a supporto delle attività dei sindaci nella fase post-alluvione e oggi lo avviamo con gli aspetti dei lavori pubblici, quindi interventi sul fiumare, interventi di ripristino e di recupero tramite la protezione civile che farà poi da supporto a tutti i sindaci per il ripristino dello stato dei luoghi. Sarà consentito ai comuni di fruire dei finanziamenti attraverso le procedure coordinate dalla Protezione Civile, un iter che, anche attraverso il tavolo tecnico avviato oggi, consentirà di agire in maniera sinergica ed efficace. Vediamo come ha chiuso oggi la borsa. Le borse europee chiudono in territorio positive, favorite anche dall'andamento di Wall Street. I dati di novembre sul mercato del lavoro a stelle e strisce hanno evidenziato 245.000 nuovi posti di lavoro a fronte dei 460.000 previsti e dei 610.000 di ottobre. La disoccupazione è scesa al 6,7%, mentre i salari medi orari sono aumentati dello 0,3% su base mensile rispetto al più 0,1% stimato dagli analisti. Intanto gli operatori continuano a monitorare la diffusione della pandemia e le notizie in chiaroscuro sui vaccini. Pfizer ha infatti annunciato un parziale ritardo nella produzione del proprio farmaco a causa di problemi alla supply chain, dichiarando di poter consegnare soltanto metà delle dosi inizialmente previste per quest'anno. Sullo sfondo restano anche le preoccupazioni per il possibile riaccendersi delle tensioni tra Washington e Pechino e le incertezze legate alle trattative fra UE e Regno Unito sulla Brexit. In questo clima di incertezza, il FTSE MIB di Milano archivia le contrattazioni comunque in progresso dello 0,8%, bene anche l'Ibex 35 di Madrid a più 1,1%, il FTSE 100 di Londra a più 0,9%, il CAC 40 di Parigi a più 0,6% e il DAX di Francoforte a più 0,3%. Bene oltreoceano anche il Dow Jones e il Nasdaq a più 0,6% e l'S&P 500 a più 0,7%. Sul Forex l'euro-dollaro si attesta a 1,214, mentre il cambio dollaro-yen sale a 104,2. Tra le materie prime riducono i precedenti guadagni le quotazioni del greggio, con il Brent a più 0,9% a 49,1 dollari e il VTI a più 1,1% a 46,1 dollari al barile. Sull'obbligazionario il BTP Bund si attesta a 117 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,62%, in attesa questa sera a mercati chiusi dell'annuncio di Fitch sulla aggiornamento del rating sull'Italia, attualmente a BBB- con outlook stabile. Tornando a Piazza Affari, tra le big cap gli acquisti premiano i petroliferi, con Tenaris a più 4,1, Saipem a più 3,1 ed Eni a più 3,45%, bene anche Leonardo a più 3,2%. In particolare Eni ha annunciato l'ingresso nel mercato dell'eolico offshore in Gran Bretagna, chiude in controtendenza Ferrari a meno 2%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Il meteo in chiusura.
Ben ritrovati da Meteo in Calabria. A cavallo tra le giornate di venerdì e sabato assisteremo ad un temporaneo miglioramento che anticiperà una nuova perturbazione atlantica attesa per il fine settimana. Domani generalmente velato sulla fascia tirrenica e cosentino interno, nuvolosità maggiore sulla fascia ionica con associate piogge, tendenza generale peggioramento. Temperature in temporaneo aumento. Domani venti moderati o forti da scirocco, mari molto mossi. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.